Si deve dare una vivacità al mondo immobiliare, dare alle persone la possibilità di vivere a Portogruaro trovando casa, lavoro e servizi. Questo è il nostro obiettivo. Sara Moretto presenta ufficialmente la sua candidatura a sindaco di Portogruaro. Ha iniziato la carriera politica venendo eletta come consigliere comunale nel 2004. È stata eletta deputata per 2 legislature consecutive. Nel 2019 ha aderito ad Italia Viva. Portogruaro è una città dove non si vive male, ma i cui numeri stanno definendo un certo declino. Ho accennato nella mia presentazione ad un calo demografico irreversibile che va assolutamente fermato, a numeri evidenti di giovani che se ne vanno da Portogruaro, c'è un numero significativo di abitazioni sfitte, quindi di case che non sono vissute. Questi sono tutti segni di una città che altrimenti va a morire. Questo trend deve essere assolutamente interrotto, deve essere cambiato. Quello che sostiene la candidatura a sindaco di Sara Moretto è presentato come un progetto alternativo alle coalizioni di destra e di sinistra, ma piuttosto che di centro preferisce definirsi un movimento trasversale, civico, moderato nei toni ma determinato negli obiettivi. Quando si parla di politica, purtroppo anche quella amministrativa, spesso nel viso delle persone si vede proprio la sfiducia, l'amarezza, la disaffezione. Noi puntiamo anche a quelle persone dicendo che questa volta c'è la possibilità di scegliere una proposta diversa che guarda assolutamente solo agli interessi della città e che avrà il coraggio di fare scelte diverse che riguarderanno sia la vita quotidiana, cioè i problemi che ogni persona vede quando esce dalla porta di casa, sia le grandi visioni per tutto il territorio anche mandamentali.